Siamo qui in via Roma, a Borgo delle Magnolie, dove oggi si riprende una tradizione che la città aveva. Con questo fiorire c'era la voglia di raccontare, di far vivere, di mostrare, ecco, la ricchezza della nostra comunità. A Udine ci sono circa il 15% di persone che vengono da paesi diversi, che qui lavorano, hanno i figli, studiano. Ecco, crediamo che ci sia la possibilità di costruire veramente un alfabeto della convivenza nel rispetto delle regole e nella valorizzazione delle diversità. Questa è una bella opportunità. Tra l'altro in fondo a via Roma c'è la scuola Dante, una scuola che l'amministrazione sta recuperando in termini di rigenerazione del patrimonio edilizio, e che vogliamo sia un punto di riferimento come sia per gli studenti sia anche per il quartiere. Il fatto che sia vicino alla stazione può essere un aspetto positivo o negativo per la città? È semplicemente è la via d'ingresso, è ciò che è nei fatti. Ci sono degli aspetti, chiaramente, come in tutte le zone attorno alla stazione, degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Noi dobbiamo massimizzare gli aspetti positivi e contrastare ciò che di negativo purtroppo si realizza.